Buongiorno, sono Enrico Ezechieli, sono presidente di The Natural Step Italia e vi voglio così portare un paio di riflessioni sul tema della sostenibilità e il collegamento col piano strategico per il Veneto orientale. Documento che ho avuto modo di vedere, al quale ho contribuito con alcune idee, alcuni concetti riguardo alla sostenibilità strategica e che sono molto felice che venga diffuso e divulgato per una ragione molto semplice. La sostenibilità oggi sta emergendo giustamente, finalmente, come la più grossa priorità, la più grossa urgenza dal punto di vista dell'innovazione e del cambiamento, anche la più grossa opportunità di sviluppo e di crescita. Quello che è importante è che quando noi parliamo di crescita cominciamo a chiederci che cosa vogliamo veramente crescere. Quindi negli ultimi anni abbiamo puntato a una crescita, diciamo, a volte qualificata, a volte non così qualificata. Non possiamo più permetterci di così non porre attenzione a dove, a cosa le nostre scelte di oggi causano per il futuro, sia a medio che a lungo termine. Quindi sostenibilità vuol dire fare in modo che le soluzioni che applichiamo oggi diventino soluzioni, diventino opportunità anche domani, non diventino i problemi di domani. Ecco, quindi a livello nazionale, ma anche a livello di Unione Europea, a livello planetario, ci si sta accorgendo che questa oggi è una priorità assoluta e che riguarda qualsiasi campo, qualsiasi settore. Quindi innovare in una direzione di maggiore intelligenza energetica, maggiore efficienza, uso razionale delle risorse. Questo porta veramente una spinta all'innovazione come non l'abbiamo mai vista, non l'abbiamo mai vissuto prima e come sempre quando ci si trova di fronte a un cambiamento, chi si muove per primo, chi si muove in maniera più competente ha anche i maggiori vantaggi sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista della competitività. Quindi, pensando a come la sostenibilità si declina in un territorio come il Veneto orientale, dove le realtà economiche, imprenditoriali sono molto diversificate, tendenzialmente di piccole e medie dimensioni, veramente io credo che ci sia un terreno particolarmente fertile, forse più che in tutto il resto d'Italia, proprio questa presenza così forte di imprenditoria, di attività economiche legate alla figura di una persona, di un imprenditore o attività gestite a livello familiare, crea veramente il tessuto ideale per poter andare a innovare, a trasformarsi rapidamente, cosa che ad esempio le grosse realtà, le grosse multinazionali, le grosse istituzioni di solito fanno più fatica a fare. Quindi proprio credo che la velocità del Veneto e del Veneto orientale costituisca un fattore che può essere determinante in questa corsa verso la sostenibilità. Quindi io vi auguro di procedere nel migliore dei modi, di diffondere il più possibile la competenza, la conoscenza su cosa significa la sostenibilità, su come applicarla, su come agire verso la sostenibilità in maniera strategica e che il documento, questo piano strategico per il Veneto orientale, serva a definire una direzione comune, diciamo anche una visione che possa fare in modo che tutte le forze convergano verso obiettivi condivisi senza dispersioni e senza perdite di tempo e risorse. Grazie e buona continuazione.